No al digiuno intermittente e al salto dei pasti, soprattutto per i più giovani che cercano di diminuire peso. Ci deve essere invece un impegno per sani stili di vita. Lo scrivono 4 direttori del corso di laurea in medicina dell'Università di Padova, che il 22 maggio presenteranno a 800 studenti delle scuole superiori di città e provincia la Carta di Padova per la salute dei giovani. Il documento, pubblicato sulla rivista internazionale Frontiers in Pediatrics, è stato condiviso da Eugenio Baraldi e Liviana D'Adalti del Dipartimento Didattico di Salute della Donna del Bambino, Michela Gatta di Neuropsichiatria Infantile e Giorgio Perilongo, direttore della clinica pediatrica. Soprattutto durante e dopo il periodo del Covid sono aumentati i disturbi alimentari negli adolescenti e in particolare i disturbi anoressici potenzialmente molto gravi, spiegano i pediatri padovani. Il digiuno intermittente, molto in voga in questo periodo dopo che l'immunologa Antonella Viola ha raccontato la sua esperienza, è associato in modo scientificamente significativo, specie nelle giovani donne, a disturbi psicopatologici alimentari. Saltare la cena per 4-5 volte alla settimana, inoltre, corrisponde a deprivare una famiglia di un rito importante, qual è sedersi insieme la sera attorno alla tavola, con possibili implicazioni deleterie sui figli e anche sulla famiglia stessa, come scarso rendimento a scuola, ansia, comportamenti violenti e calo dell'autostima. Non cenare insieme, concludono i primari padovani, per aderire a diete che prevedono di saltare il pasto serale è il rischio di creare isolamento, senza educare invece ad una sana alimentazione.